Buongiorno, sono Giovanella Falco, faccio l'assistente sociale al comune di Campobello e oggi vi preparerò le polpette di sarde. Gli ingredienti sono le sarde, il finocchietto, l'uva passa e pinoli, la mollica, poi sale, pepe, prezzemolo e la farina. La parte più complicata di questa ricetta è deliscare bene le sarde, perché se non si puliscono bene si rischia di trovare delle lische dentro le polpette. Quindi bisogna pulirle, lavarle e deliscarle di tutte le lische possibili. Si tagliano a piccoli pezzettini e si mescolano tutti gli altri ingredienti. Il prezzemolo, il finocchietto che viene sbollentato e tagliato a pezzetti e messo dentro, il pangrattato e poi io aggiungo l'uva passa e pinoli e tutto si mescola e si impasta con un uovo. Si fanno le polpette. Una volta che abbiamo fatto le polpette le passiamo nella farina e le friggiamo. Dopo che le abbiamo fritte, le mie polpette, quelle tradizionali, sono col sugo al finocchietto, che si prepara un sugo semplice con la base di un finocchietto fritto e aggiungo sempre uva passa e pinoli. E poi io ho fatto una versione finger food per apericena con delle salse, di cui una con i pistacchi, una con la vastedda DOP del Belice e una col pesto alla trapanese. La versione tradizionale delle polpette di sarde prevede il sugo al finocchietto, che è questa preparazione che abbiamo fatto adesso insieme a voi. Invece la mia versione moderna è questa del finger food. Ogni polpettina è accompagnata da una salsa diversa. Sopra c'è il pomodoro confit con lo stuzzicadenti, proprio per permettere di prendere la polpetta senza bisogno delle posate. Sotto ogni polpetta ci sono delle salse. Una è la salsa trapanese, il pesto trapanese, che è quello classico con basilico, pomodoro e aglio. Un altro è il pesto al pistacchio, che viene fatto con olio, farina di pistacchio, aglio e basilico. E l'altro è una fonduta di vastedda DOP del Belice. La fonduta si fa facendo una piccola besciamella e aggiungendo pezzetti della vastedda.